stavo andando al supermercato con un mio allievo, Alex Turcato, e ho visto a terra un ragazzo che soccorrendolo era lì presenza di altre persone, mettendogli la mano nella testa per cercare di tenergli la testa dritta e aiutandolo, e sporcandoci anche un po' di sangue, poverino, e abbiamo capito che era anche un conoscente che abbiamo visto più volte qui all'interno della discoteca dove abbiamo la palestra, e prego per lui perché ovviamente quello che è successo è sempre un episodio drammatico. Andrea Carollo gestisce la palestra all'interno dell'Eurobike al Lago, centro di riferimento per le arti marziali tra Padova e Treviso. Conosce sia il 39enne kosovaro ma soprattutto il 23enne, atleta in crescita e suo aiutante. Sono momenti difficili anche per lui. È veramente il ragazzo, penso, più bravo e più buono di cuore che ho. Non ha mai fatto nulla in 5 anni e quasi 6 anni tra poco di allenamenti. Un vero campione, una persona brava, rispettoso, applaudito anche sabato che ha vinto una gara e perché ha abbracciato l'avversario, inchini sempre quando entra in gabbia, quando fa il suo sport. Il più atleta, penso, più disciplinato che ho, quindi sono sconvolto doppiamente da quello che è successo. Carollo è in continuo contatto con il ragazzo che racconta non si capacita di quanto accaduto. È sconvolto, Luca è sconvolto, Luca non vuole infatti neanche, come vi ho detto, parlare perché piange, non ha reagito bene alla cosa, è dispiaciutissimo, però mi ha detto solo: Andrea, ti giuro, non sapevo cosa fare, avevo le mani al collo e io non sapevo cosa dovevo fare, come dovevo liberarmi, non avevo idea, io sono scappato in macchina perché ho capito che era arrabbiato, non capisco neanche per cosa, per una freccia che io ho messo, che se anche non l'avessi messa non serve fare far west, fermare una macchina di fronte e fare una specie di testa coda, capito, perché ha tirato il freno a mano, eccetera. Tra l'altro, dice Carollo, sembra che il 23enne e il 39enne nella concitazione non si siano riconosciuti, più volte si sarebbero incrociati alla baita, ma c'è un fatto altrettanto inquietante: due soggetti si sono presentati nella casa di Carollo a Belvedere di Tezze nelle prime ore della giornata con atteggiamenti minacciosi. Lo stesso kosovaro ha un passato pesante alle spalle. Carollo fa un appello preciso. Sono venute due persone, non voglio far nomi per il momento, semmai sporgerò denuncia, sono venute a casa mia a dirmi, io li ho fatti entrare non sapendo neanche, perché tra l'altro uno è anche un conoscente, non sapendo neanche cosa mi volevano comunicare. Mi hanno detto che loro sono di una certa origine, di una certa nazionalità, anche, fa parte anche Kimi, e che questa cosa non è finita qui per Luca, è solo iniziata e finirà male. Io mi sento di dire a queste persone qui, anche a livello televisivo, lo faccio apposta per tutelare me, la mia famiglia, i miei amici, Luca, la sua famiglia, smorziamo gli animi, io non faccio denuncia, però non deve succedere niente, questa storia è già andata troppo oltre, mi raccomando, mettiamoci tutti sereni perché stiamo andando alla follia.